Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano, eccoci qua per gli auguri di Natale e per gli addobbi del Cume. Sono tanti, quindi cominciamo come l'altro anno e partiamo proprio da un albero, come si dice, da una new entry. L'albero metà mio, metà della mia compagna, eccolo qua. Metà Nightmare Before Christmas e metà Star Wars, eccolo qua, Darth Vader in bella vista. Cioè, questo è fantastico, secondo me, ci stava troppo. Abbiamo unito le nostre passioni. Questo è il biscottino che sono io. Questi sono i sette nani. E così questa è la prima parte di tutti gli addobbi del Cume, che sono troppi, raga, ma sono così. C'è da dire che abbiamo orologino, edizione limitata dei Simpson con biscottino e maglione di Natale, che adesso... Aspetta. Eccolo qua, il biscottino. Molto bene. Raga, mi dispiace, è stata una piccola parentesi se non ho registrato le ultime due partite al Penzo contro il Como e il Cagliari, ma proprio col Como diluvio, veramente c'è una roba impossibile andare, c'è un nubifragio e col Cagliari non stavo benissimo e quindi ho preferito evitare. Abbiamo anche pareggiato a Torino, siamo ancora messi malino, siamo penultimi, però dai, speriamo la prossima con l'Empoli di esserci così da ricominciare anche i video dal Penzo, però adesso pensiamo al Natale. Niente, questa è la prima parte, eccola qua. Ecco, la faccio vedere anche così, questo è l'effetto di sera, o comunque senza luci, che è molto molto bello, secondo me, ci sta e te lo godi. E così con le luci, chiaramente l'effetto scenico senza luci è molto più bello. E quindi raga, prima parte, albero, metà Star Wars, metà Nightmare Before Christmas. Qua abbiamo un'altra piccola parte, molto piccina, però ci stava. Eccola. Con qua, eccoci. Ed eccoci. Qua raga entriamo nello studio cumendiano, che ovviamente anche qua c'è roba. E qua, chiaramente, a tema biscottino, abbiamo l'albero biscottino. Abbiamo palline col biscotto, eccolo qua. Poi abbiamo lucine a biscottino. Anche qua altre palline diverse a biscottino. Questo proprio è l'albero del biscotto, ragazzi, ma addirittura un biscotto che gioca a basket. Le abbiamo proprio tutte. Questo è l'effetto, diciamo, senza luci. E qua con le luci, cari signori. Colleziono anche addobbi, raga, colleziono anche alberi di Natale. Signori, il Cume ha dei problemi, lo sapete, ma è così. Eccoli qua. Questo è ovviamente l'albero personale, cioè non poteva non essere, cioè non poteva mancare l'albero in studio, dai. Cioè, ci sta troppo, raga. Eccolo qua. Facciamo un'altra panoramica. Facciamo anche di qua. Devo farlo con l'alba, ma non mi va l'applicazione. Qua ci sono new entry, eccolo qua. Guardate che bello. E c'è una nuova new entry, ma questa con i regali di Natale, ovviamente. Perfetto, passiamo a un altro angolo della casa. Quest'anno qua ho messo pochino invece perché volevo dedicarmi ad altre parti, in pratica ho solo, diciamo, l'alberello qua, trenino biscottoso ovviamente e qualche pop a tema natalizio. Eccolo qua. Anche la cucina, qualcosa, ragazzi. Il tema dei biscotti ovviamente non cala, con un mini alberello anche qua. Eccolo. Quindi anche la cucina ha qualcosa. Abbiamo una punta un po' storta, aspetta. Ecco. Non tantissimo, ma qualcosina c'è. Eccoli qua, in fila, belli, come il sole, di notte. E adesso entriamo nel paese dei balocchi. Cominciamo da qua, reparto villaggetti di Natale. Purtroppo quello dietro non va bene, quindi ho dovuto chiuderlo.
Però i villaggetti cumendiani dominano, dai. Anche qua uno all'anno ne prendo. Santa donna, la mia compagna. Eccoci qua. Ed eccoci qua. Qua abbiamo il reparto peluche con i biscottini sempre a dominare la scena, ma c'è anche qualche renna. Scusate. Quindi eccoli qua. Con un sacco con dei regali finti, ovviamente. Perfetto. Poi ci spostiamo qua. Altra zona biscottini. Pallina biscottino, biscottino in 3D, questo è un regalo, un super regalo, un bacio a chi me l'ha fatto, casetta del biscottino, altro biscottino, biscottino che mette fuori i biscottini, presepe di una stilosità unica, e questo è un altro regalino che apprezzo tanto. Quindi anche qua abbiamo sezione biscottini. Adesso guardiamo la stessa cosa, anche con le luci fa meno effetto secondo me, ma almeno si può vedere un po' meglio il tutto con i villaggi. Eccoci qua. E adesso arriviamo a una parte molto succosa. Questi non sono regali solo miei, sono per me personali, per la mia compagna, per gli amici, per la famiglia. Li ho messi tutti insieme e poi piano piano li porto via in base a dove devo andare a mangiare. E qua c'è tutto, questi ce li vediamo insieme anche nel video di Natale, speciale acquisti. Che ho tante robe. Diciamo che quest'anno il tema dei regali è la musica. Vediamo l'albero, il The Big One, eccolo. Eccoci qua. Con tutti i regali, non sono solo per me, ovviamente. Qualche dettaglio, solito biscotto, il Grinch, un orsacchiotto. Io amo leggermente il Natale, si vede, sia da un punto di vista affettivo, ma anche dei regali, perché un Natale senza regali è come un cielo senza stelle, è come un PC senza scheda grafica, è come un Milan senza dirigenza, ma quella c'è purtroppo. Ma lasciamo perdere. Lasciamo perdere la parte rossonera, che ci roviniamo il Natale. Qua abbiamo biscottino, vabbè, biscotti così, e altri, diciamo, cuscini a tema natalizio, più che natalizio a tema biscottino. Poi qua abbiamo altra cosa di biscotti, perfetto, e qua un'altra. Sono pazzo, lo so ragazzi. E per chiudere, 24 dicembre, questo l'ho preso l'altro anno come regalo alla mia ragazza. Questa invece è una foto di una roba che devo far vedere a Natale. Qua invece con la luce accesa, facciamo vedere con luce accesa e con luce spenta ovviamente. Questa è la borsona per i miei amici, che più che amici sono una famiglia allargata ovviamente. Ok. Ok, adesso vediamo l'ultima parte. Ecco la parte fuori. E qua abbiamo l'ennesimo albero. Quest'anno l'abbiamo scelto verde e bronzo. No, verde oro diciamo, che verde e bronzo. Una via di mezzo, dai. Classica via di mezzo come viene. Eccoci qua. Con la solita immancabile renna. Eccola qua. Perfetto. Sono sul giubbotto, raga, perché è un po' fresco. E così chiudiamo. Poi abbiamo qualche luce. Appunto qua. Che la punta, diciamo, un oro rosa barra bronzo, insomma.
un colore un po' comendiano, ecco. Che mi allontano. Eccoci qua. Chiaramente il verde si perde un po', però vabbè, ci sta. Quest'anno, il prossimo anno avevo già in mente uno dei due colori che sarà il rosa. Poi abbiamo fatto blu e argento, e beh, poi un argento e verde anche abbiamo fatto. Il verde mi piace tantissimo nonostante si perde, perché comunque lo vedi meno ovviamente, però ci gasa, e quindi se lo piazziamo comunque si vede sicuramente meglio così. Eccolo qua. Buon raga, questo è l'albero di Natale, cioè gli addobbi natalizi del Kumend. Io vi auguro un buon Natale ovviamente, in primis da passare con gli amici, la famiglia, insomma con chi volete bene, pensare anche a chi non c'è più, perché sono sempre con noi ragazzi, chiunque, amici, parenti, tutti sono sempre con noi, in maniera diversa, ma ci sono. E niente, un abbracciotto grande. Dopo le feste partiranno molti video, quindi preparatevi, collezioni e non solo, perché c'è tanta carne al fuoco per il Cume. E ricordo sempre che il Venezia c'è, purtroppo le ultime 2 giornate, una per nubifragio e l'altra per problemi fisici, non sono riuscito ad andare, quindi non ho potuto fare i video, ecco. Però dai, Venezia è un po' ripresa, penultimi. Abbiamo pareggiato con la Juve a Torino, forse potevamo a questo punto, mancava un secondo a portarla anche a casa. Pareggio col Como, quello peccato, e vittoria col Cagliari, dai, ci siamo anche noi. Raga, buon Natale, buone feste. Un saluto dal Comendone. Ciao!